Tappa inaugurale oggi della campagna di prevenzione Sentiamoci in Salute, promossa dal Comitato Terme Euganee della Croce Rossa Italiana. Moltissime le persone che si sono presentate all'appello e che hanno impegnato i volontari dalle 8:30 alle 12:30 presso Piazza Mercato. Oggi con i Croce Rossa di Terme Euganee, il comitato locale di Terme Euganee, abbiamo valutato il rischio cardiovascolare nei pazienti, le persone che venivano al mercato, abbiamo misurato la pressione e la saturazione di ossigeno e altri parametri come la frequenza cardiaca e la misura della glicemia e il colesterolo totale. Accanto a questo i pazienti hanno avuto un foglietto in cui abbiamo riportato tutti i valori che abbiamo preso, così loro possono inviarlo al proprio medico di base e avere un resoconto della giornata. Questa è una giornata secondo me fondamentale, perché così il cittadino comune può avvalersi di Croce Rossa e dei suoi volontari che mette a disposizione per avere un controllo e un quadro pressoché integro della sua situazione. In questo modo poi la persona può controllare e mandare un feedback al suo medico di base sui parametri che abbiamo visto oggi. La campagna continuerà nelle prossime settimane con tappa ad Abano e Torreglia. Sfishamber Channel News, Montegrotto Terme.